Dopo 2 vittorie consecutive l'obiettivo non può che essere il tris per il San Salvatore Selagius, che quest'oggi nel Palasport di Via Vienna affronta il Bolzano ancora a secco di vittorie. Io sono in compagnia di Marco Muria, dirigente accompagnatore del San Salvatore Selagius. Allora andiamo a analizzare un pochino i temi di questa partita. L'obiettivo, o meglio il pericolo può essere quello di sottovalutare forse un avversario di questo tipo. Ma non penso che le ragazze oggi sottovaluteranno la partita, anche perché durante queste 3 gare sono entrate in campo concentrate con grande impegno, conoscono quello che è il pericolo della partita che affrontano oggi, perché non dobbiamo guardare la classifica, che in questo momento è un po' falsa, perché tutte le squadre sono in fase di rodaggio e quindi non conosciamo ancora quello che è il valore di questa squadra. D'altro canto, come ho detto, le ragazze si sono allenate bene, quindi non penso che sottovaluteranno la partita. San Salvatore che è stato protagonista di una crescita costante nelle prime 3 uscite, dopo la sconfitta di Milano 2 belle prestazioni e tanti punti segnati. Questa è una caratteristica particolare che abbiamo notato in questo inizio di campionato. Sì, è vero, la prima partita a Milano diciamo che siamo entrati in campo un po' in ritardo, nel senso che cioè anche la situazione logistica, il fatto di arrivare in giornata a giocare le partite, ovviamente le ragazze un po' stanche, però poi il gruppo è un grande gruppo, le ragazze vanno d'accordo e questo diciamo facilita anche un po' quello che è l'applicazione degli schemi che il coach diciamo fa applicare. D'altronde è vero, le ragazze stanno giocando bene, si stanno divertendo, stanno arrivando risultati che portano entusiasmo e questa è la cosa più importante. Un dirigente accompagnatore vive la squadra molto dall'interno, possiamo dire come si stanno amalgamando le nuove e le vecchie del San Salvatore. Molto bene, sono delle ragazze splendide che diciamo fanno gruppo tra loro, ma soprattutto quest'anno stiamo inserendo qualche giovane del nostro vivaio, sono delle maestre perché se le coccolano, le bastonano, ma sono veramente delle bravissime ragazze che stanno facendo di tutto per amalgamare il gruppo, come ha detto lei, ma soprattutto per portare, per educare sportivamente anche le giovani che si stanno avvicinando adesso alla prima squadra. Tra tutte non possiamo non sottolineare l'inizio di campionato di Ana Ljubenovic, doppia anche nell'ultima partita, sembra sempre lei la leader, la trascinatrice del gruppo. Ma Ana noi l'abbiamo presa per questo motivo, Ana la si conosce, noi eravamo già un paio d'anni che la stavamo seguendo e volevamo portarla qui a San Salvatore. Quest'anno ci siamo riusciti, siamo contentissimi di quello che sta facendo, non solo a livello di punti, ma per tutto quello che fa per la squadra. La partita di oggi possiamo trovare un particolare tecnico che sarà necessario per riuscire a sconfiggere una squadra come Bolzano, che non ha niente da perdere, arriva anche con quel tipo di rilassatezza se vogliamo. Ma le ragazze dovranno mettere impegno e giocare come stanno giocando, mettendo il ritmo già dall'inizio e poi vediamo, perché ovviamente non sono squadre che conosciamo, anche perché mi sa che è una neopromossa Bolzano e quindi non conosciamo come giocano, però se le ragazze applicano gli schemi e giocano come sanno giocare forse riusciamo a portarci a casa una bella vittoria. Dopo 2 vittorie consecutive il San Salvatore Selagius ci ha preso gusto e vuole continuare a correre, dall'altra parte invece il Bolzano vuole riscattare un inizio di campionato piuttosto difficile. Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale saluto dal Palasport di Via Vienna a Selagius, 4ª giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A, in campo appunto San Salvatore Selagius in tenuta giallo-nera e Basket Bolzano invece in tenuta bianco-rossa. È già iniziata la partita. Allora andiamo a elencare quelli che sono gli starting 5 di entrambe le formazioni. Bolzano che scende in campo con la numero 11 Zambarda, la numero 7 subito a segno Viviana Giordano, abbiamo la numero 10 Safi Fall, la numero 15 Piotkievic, pronuncia piuttosto difficile di questo cognome, questa giocatrice polacca che parte nel ruolo di pivot per il Bolzano. A chiudere il quintetto c'è la numero 11 Elena Zambarda, anzi scusate, la numero 16, si tratta di Alexa Pobitzer.
Dall'altra parte invece per il San Salvatore Selagius va a intercettare questo pallone Ada De Pasquale, poi Manfred, Ljubenovic, Lacorte e Anna Lussu. Fasi piuttosto confuse in questo momento, il punteggio è di 2-2. Rimessa in zona d'attacco per il San Salvatore Selagius, va a incaricarsene Ada De Pasquale. Pronta alla rimessa in gioco, smarcata Michela Lacorte, guarda il canestro, poi preferisce partire in palleggio, lo scarico in angolo per il tiro morbidissimo dalla media distanza realizzato da Giorgia Manfred. Allora arriva anche il sorpasso del San Salvatore sul 4-2. 8 minuti e 40 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto. Qui un airball da parte di Zambarda che non trova nemmeno il ferro. A buon gioco dunque il San Salvatore a ripartire. Anna Lussu ha già chiamato lo schema testa per le giallonere. Il pallone ora nuovamente in gioco. Anna Lussu lo porta in zona offensiva, schierate le due torri giallonere, Ljubenovic e Manfred. Riceve proprio la slovena, la palla fuori per De Pasquale, il tiro dalla media è sbagliato, si lotta a rimbalzo, controlla fall per Bolzano che poi preferisce affidarsi a Piotkievic. Palla banalmente persa dal Bolzano con il contropiede condotto da Michela Lacorte. Il tiro da 3 punti sbagliato da Anna Lussu, si lotta a rimbalzo, lo controlla Zambarda, prova a ripartire la transizione del Bolzano, la palla ora consegnata a Giordano, chiamato lo schema, contro di lei c'è Michela Lacorte che le lascia il corridoio sulla destra, lo scarico fuori, ora il passaggio consegnato ancora per Zambarda. Il palleggio insistito di Zambarda, sta scadendo il cronometro dei 24, una preghiera per fall, non va a segno, però il rimbalzo in 2 tempi di Piotkievic, l'ultima a toccare è lei dopo non essere riuscita a convertire il layup. E torna in attacco dunque il San Salvatore Selagius, 7 minuti e 35 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto. Qui lo schema corna chiamato da Michela Lacorte, poi dimenticata completamente dalla difesa Giorgia Manfred che può con tutta calma realizzare il tiro piazzato da fronte a canestro che vale il mini allungo del San Salvatore sul punteggio di 6-2. Qui prova a fare tutto da sola, ci riesce Sofì Fall, canestro dopo l'azione personale che vale il 6-4 per Bolzano. Bolzano che arriva a questa partita, lo abbiamo detto, con numerose difficoltà, 3 sconfitte consecutive, 2 soprattutto le ultime piuttosto nette. Cerca dunque il riscatto la formazione allenata da coach Walter Bazzan. Intanto in precedenza abbiamo assistito all'errore di Anna Ljubenovic dopo il passo d'incrocio. Bolzano in attacco con la palla nelle mani di Giordano, lo scarico lungo la linea di fondo per il tiro morbidissimo mandato a segno da Karolina Piotkievic. Anzi si trattava, scusate, della giocatrice in maglia numero 16 Alexa Pobitzer. Qui fischiato un fallo, rimarrà dunque in attacco il San Salvatore Selagius, mentre coach Bazzan ha già pronto il primo cambio, è pronta a entrare Maddalena Ribeiro da Silva con la canotta biancorossa numero 4, esce Piotkievic che è stata protagonista di un inizio importante sotto i tabelloni. La sua presenza fisica si è fatta sentire. Qui la tripla tentata da De Pasquale, non ha trovato però fortuna la giocatrice del San Salvatore. È già ripartito il Bolzano, qui il passaggio no look per Zambarda che però si divora il canestro che avrebbe permesso al Bolzano di allungare. Bolzano che ora comanda sul 7-6, qui qualche difficoltà per De Pasquale, ne viene fuori Ljubenovic che ora riceve, torna in punta da Anna Lussu che osserva il piazzamento delle compagne, chiama vicino a sé Ljubenovic per il pick and roll, la penetrazione di Anna Lussu bruciante, non è precisa però al momento del tiro il capitano del San Salvatore. San Salvatore che ora deve difendere dall'offensiva di Sofì Fall, la palla in punta, si torna dalla numero 16 Pobitzer. Qui il fallo speso da Anna Ljubenovic sulla penetrazione di Viviana Giordano. Non era fallo di Ljubenovic, bensì infrazione di passi commessa da Viviana Giordano, playmaker del Bolzano, classe 1989.
palla persa dunque per il Bolzano. Intanto c'era stato anche un errore nel conto del punteggio, siamo sul 6-6 e non sul 7-6, quindi più 1 Bolzano come erroneamente detto in precedenza. Tabellone che è stato ora corretto, mentre Annalusso ha provato nuovamente a prendere il cuore dell'area, non è riuscita però nemmeno in questo caso a realizzare, prova a rispondere Bolzano ancora con falla, arriva però un nuovo errore. Qui si fa sentire sotto le planche Ana Ljubenovic, che ha già dato il pallone all'indirizzo di Lacorte, prova ad andare dentro in penetrazione De Pasquale, altro errore. Sono tanti gli errori di misura sotto canestro per il San Salvatore, che sta un po' pagando questo aspetto in questa fase iniziale della partita. Rimessa comunque in attacco per il San Salvatore, mentre è già tornata in campo Piotr Krievic. Qui Manfred prova a lavorare dal post, lo scarico per la tripla di Lacorte, ancora un errore, la palla si infrange sul primo ferro. 4 minuti e 46 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto qui al Palaviena, punteggio piuttosto basso, 6-6 tra San Salvatore e Basket Bolzano. Qui il tiro mandato per aria da Zambarda, arriva un altro errore ma lavora anche in questo caso molto bene al rimbalzo Piotr Krievic. Sta scadendo il cronometro dei 24 secondi con l'iniziativa personale di un'altra nuova entrata in casa Bolzano. Si trattava di Nicole More, anche lei sfortunata con il sottomano. Annalusso a gestire questo possesso, chiede la collaborazione di Ana Ljubenovic, prova il taglio Lacorte, viene invece servita a Manfred, sfortunata anche lei, in and out il suo tiro. Ennesimo contropiede tentato da Bolzano, ancora con Sofì Fall, bel giro sul perno, anche lei però è imprecisa, recupera però il rimbalzo, ma arriva l'infrazione di campo chiamata dai due arbitri che, lo ricordiamo, sono i signori Cassiano Gianluca di Fiumicino e Lupelli Lorenzo di Aprila. È arrivato il time out chiamato da coach Fabrizio Staico. Piccolissima pausa per noi. Squadre nuovamente sul parquet qui a Selargius, 3 minuti e 55 secondi allo scadere del primo quarto di gioco, 6-6 il punteggio tra San Salvatore e Bolzano, gara finora contrassegnata dai tantissimi errori al tiro da una parte e dall'altra. Prova a registrare la mira il San Salvatore, che ora si riporta in zona offensiva. Ada De Pasquale serve il post basso di Ana Ljubenovic con grande maestria, lavora col perno ma sbaglia nuovamente l'appoggio a canestro. Bolzano che prova a rispondere, qui un suggerimento un po' troppo pretenzioso all'indirizzo di Ribeiro da Silva, che non può arrivare su questo pallone troppo lungo, e altra palla persa da parte del Bolzano, che nel corso del time out ha dovuto incassare la dura reprimenda da parte di coach Bazzan, non soddisfatto evidentemente fino ad ora dalla prova delle sue giocatrici. Qui prova a ragionare Viviana Giordano, la palla ora nuovamente all'indirizzo di Ribeiro da Silva, che prova ad appoggiarsi al tabellone, non va a segno, qui reclama un fallo. Piotr Krievic non viene accontentata però dal duo arbitrale, è partito il contropiede del San Salvatore, qui pescata bene Ada De Pasquale, che però poi non trova lo spazio per il tiro, ci pensa Ljubenovic però sbaglia, la sua tripla è lunga. Annalusso ha recuperato il rimbalzo e poi finalmente sblocca la partita, quasi un gol di Ada De Pasquale da 3 punti, vale il +3. San Salvatore Selargius 9-6. Qui Piotr Krievic prova a rispondere usando tutto il suo fisico, non riesce però ad andare a segno, e San Salvatore che prova l'allungo. Annalusso ha chiamato lo schema, ora riceve Michela Lacorte, esce fuori dai blocchi Ada De Pasquale, si propone ancora in post Ana Ljubenovic, ribalta il lato molto bene all'indirizzo di Giorgia Manfred. Qui la partenza ancora da parte di Michela Lacorte, mette le mani sul pallone Ribeiro da Silva, chiamato il fallo da parte del duo arbitrale, mentre c'è un nuovo cambio in casa Bolzano con Piotr Krievic che esce e lascia il campo per Alexa Pobitzer. Rimessa in attacco per il San Salvatore Selargius, la formazione di coach Fabrizio Staico, a caccia del terzo successo consecutivo su 4 partite disputate. La partenza di Lacorte
qui cercava un difficile scarico dall'altra parte all'indirizzo di Ada De Pasquale, pallone intercettato e poi ad ampie falcate Giordano che voleva un fallo, perde però il pallone. Ora Michela Laccorte che rallenta, attende l'arrivo delle compagne, qui De Pasquale cerca la ricezione profonda da parte di Ana Ljubenovic e ancora un fallo sulla slovena, a seminare il panico ancora nella difesa del Bolzano. Altro fallo, sono 2, ora 3 i falli di squadra da parte del Bolzano, dunque non c'è ancora il bonus. Mentre c'è un cambio in casa San Salvatore, coach Fabrizio Staico ha mandato sul parquet la giocatrice numero 13 Giulia Ridolfi, una delle nuove arrivate in casa San Salvatore nel corso di questa stagione. È uscita invece con la canotta numero 10 Michela Laccorte. Ana Ljubenovic ha mandato a bersaglio nel frattempo il primo dei 2 tiri liberi, 2 su 2 per lei. Allora prova pian piano a prendere il largo il San Salvatore, ora avanti sull'11-6. 1 minuto e 50 ancora da giocare nel corso del primo quarto, mentre riceve Viviana Giordano fuori dai blocchi, si fa vedere Zambarda, sceglie la partenza con la mano mancina, la stoppata di Ana Ljubenovic, l'ultimo tocco è stato di Zambarda e dunque San Salvatore che recupera il pallone. Anna Lussu ha ricevuto da Ana Ljubenovic, qui qualche difficoltà sulla pressione di Giordano, viene fuori comunque Anna Lussu, il capitano del San Salvatore che poi chiama lo schema, la ricezione in punta di Ljubenovic, qui gran passaggio per Giorgia Manfrè che si fa trovare puntuale all'appuntamento col canestro, qui gran giocata davvero del San Salvatore. 13-6 il punteggio e provano pian piano a scappare via, lo abbiamo già detto le ragazze di coach Fabrizio Staico che ora però devono difendere, non lo fanno nel migliore dei modi in questa circostanza perché Pobitzer era andata a prendere un tiro piuttosto invitante, smarcata praticamente sotto canestro la giocatrice in maglia numero 16 biancorossa. Su di lei speso il fallo che la porterà in lunetta dunque per 2 liberi. Anna Lussu intanto si avvicina alle parti di coach Fabrizio Staico per ricevere tutte le indicazioni del caso. Nel frattempo Pobitzer ha sbagliato il primo libero. 0 su 2 per lei, rimbalzo lungo toccato da Zambarda per ultima, qui si era fatta cogliere un pochino di sorpresa Giorgia Manfrè. Ne viene fuori comunque senza danni il San Salvatore Selargius, allunga la difesa coach Bazzan. Palla all'indirizzo di Giulia Ridolfi, ha servito Ada De Pasquale, però su di lei è attiva la guardia di Sofì Fall, il recupero per Bolzano, ora con Zambarda il taglio con i tempi giusti di Pobitzer, a segno con il canestro del 13-8. Qui speso un altro fallo da parte di Giordano sul palleggio di Anna Lussu, quarto fallo di squadra allora per Bolzano. Da questo momento in poi a ogni fallo si andrà in lunetta. Ada De Pasquale è pronta a rimettere in gioco, difesa subito aggressiva su Anna Lussu che è la principale fonte di gioco giallonera, servita Ana Ljubenovic, qui De Pasquale è costretta a indietreggiare, scusate, su di lei la guardia di Fall, la partenza bruciante di Ana Ljubenovic, altro saggio di tecnica individuale e di talento da parte della giocatrice slovena. 15-8 per il San Salvatore, quel pick and roll per il Bolzano con Giordano che va fuori dalle parti di Ribeiro da Silva, sbagliato il tiro ma vola al rimbalzo Pobitzer, le soffia via però la sfera Giulia Ridolfi e riparte il San Salvatore. 20 secondi sul cronometro. Ada De Pasquale dal palleggio, si torna in punta da Ljubenovic, la partenza con la mano sinistra, stavolta però è attenta la guardia da parte di Zambarda che recupera il pallone. 9 secondi per Bolzano, qui Sofì Fall prova a prendere il centro dell'area, sgambettata, cade a terra. 2 secondi per il tiro del Bolzano, prova il tiro da 3 punti Viviana Giordano che però non trova nemmeno il ferro. Allora al Palavienna il primo quarto si conclude con il San Salvatore Selargius in vantaggio sul 15-8 contro il Basket Bolzano. San Salvatore Selargius e Basket Bolzano sono nuovamente in campo per il secondo quarto. Dopo i primi 10 minuti di gioco le giallonere sono avanti sul 15-8
a 8, la sveglia suonata prima da Ada De Pasquale e poi da Ana Ljubenovic. È valso il vantaggio del San Salvatore. Qui ancora Ana Ljubenovic sbaglia una volta, la seconda volta invece va a segno. Ancora far valere il suo fisico ma soprattutto la sua tecnica. Ana Ljubenovic davvero in gran ritmo in questa prima fase di campionato, reduce dalla doppia in casa del Castel Carugate, che ha dato una grossa mano alle ragazze di coach Fabrizio Staico a ottenere la seconda vittoria in stagione. Qui sembra indirizzata verso un'altra ottima prestazione la giocatrice ex Virtus e Astro. Qui un altro errore per il basket bolzano, è già ripartita l'azione del San Salvatore, perde palla però Anna Lussu e può partire in contropiede Zambarda che si appoggia al vetro, 3 contro 1. Ada De Pasquale lasciata sola in difesa dalle compagne, le urla di coach Fabrizio Staico sono servite perché poi sono arrivati i rinforzi dopo qualche istante. Probabilmente le giocatrici giallonere erano già rassegnate a un canestro subito che però non è arrivato. Situazione abbastanza inusuale, conoscendo coach Fabrizio Staico non sarà certamente rimasto contento dal mancato rientro difensivo delle sue ragazze. Qui intanto arriva un'altra palla persa per il San Salvatore e va a segnare stavolta in solitaria con la mano destra Ribeiro da Silva. Cade a terra Giulia Ridolfi che generosamente si era gettata sul parquet a caccia del pallone, nulla di grave per lei fortunatamente, mentre coach Bazzan provvede a un doppio cambio. Escono Ribeiro da Silva e Giordano ed entrano con il numero 14 Alexia Desaler e appena possibile vi renderemo conto anche della seconda giocatrice entrata in campo. Si tratta della numero 12 Nicole Mora, che abbiamo già visto anche nel corso del primo quarto. Intanto il dirigente del San Salvatore Selagius, Gabriele Cinus, asciuga il parquet. Vi ricordiamo gli appuntamenti del weekend su directasport.it e sardegnasport.com. San Salvatore Selagius e dunque basket di A2 nella giornata di sabato, con questa sfida che andrà poi in differita in alta definizione sui nostri schermi a partire appunto da lunedì. Poi nella giornata di domenica la Virtus Cagliari invece in diretta sempre per il campionato di Serie A2 femminile, girone A. Virtus Cagliari che sarà impegnata tra le mura amiche contro il Castel Carugate, appunto sconfitto nell'ultimo turno dal San Salvatore Selagius. E poi sempre domani grande basket femminile con il Cus Cagliari impegnato tra le mura amiche contro Torino. Qui altra palla persa dal San Salvatore che rimane in vantaggio sul +7. Sembra aver un attimino allentato l'intensità meglio degli ultimi minuti del secondo quarto. Qui torna in attacco Bolzano con 10 secondi, ora 8 sul cronometro dei 24 secondi. Pescato il taglio di Fall che però non riesce a concludere. Qui tenta la conclusione Desaler, ma era già scaduto il cronometro dei 24 secondi. Altra palla recuperata dal San Salvatore Selagius e dunque, così come l'inizio del primo quarto era stato caratterizzato dai tanti errori, anche l'inizio del secondo non fa eccezione. Qui Ljubenovic da 3 punti è lungo, vola però a rimbalzo Ana Ljubenovic che strappa gli applausi di tutto il palasport di Via Vienna. Prova a smarcarsi, ora riceve Giulia Ridolfi, prende posizione Ljubenovic, 6 secondi per il tiro del San Salvatore. Erano 2, anzi ci ha provato Manfrea allo scadere, non è riuscita ad andare a segno. Qui non controlla il pallone Desaler, ennesima palla persa per il Bolzano che prova a aumentare la velocità in attacco. Torna in campo Piotrjevic nelle fila di Bolzano. Per il San Salvatore invece esce Anna Lussu e sul parquet c'è nuovamente Michela Laccorte che va subito a chiamare lo schema a testa. Su di lei la difesa di Nicole Mora, riceve in punta Ana Ljubenovic, attende lo smarcamento di De Pasquale. Su di lei la difesa molto forte da parte di Sofì Fall, uno degli elementi di maggior talento del Bolzano.
qui si fa vedere Manfred, riceve ribaltato il lato per Michela Lacorte, il gioco a due molto pregevole tra Lacorte e Manfred. Qui arriva la chiamata ai danni della difesa del Bolzano, il fallo di Alexia De Saler e time out in campo chiamato questa volta da coach Walter Bazzan. È terminato il time out chiamato da coach Walter Bazzan e dunque si può tornare a giocare qui al Palavienna. Il tiro tentato subito da Giulia Ridolfi è però corto, rimbalzo di Piotkiewicz e riparte l'azione del Bolzano con lo schema maglia chiamato da Nicole Mora. Si smarca e riceve De Saler, si torna però in punta da Zambarda. Si provava a prendere ricezione profonda Piotkiewicz, interessante il suo duello, il duello tra numeri 15 con Giorgia Manfred. Chiamato il fallo di Manfred, dunque rimessa dal fondo per Bolzano con Zambarda che è già pronta nella zona delle operazioni. Riceve Mora, il tiro da 3 punti è sbagliato, rimbalzo lungo controllato da De Pasquale contro la pressione di Fall, non arriva un fischio arbitrale che probabilmente poteva starci. Qui tenta il taglio non servito però Giulia Ridolfi che riceve in questo istante, guarda per un attimo il canestro, decide poi di non far partire il tiro da 3 punti, ci pensa invece alla De Pasquale che però non trova fortuna. Qui il fallo di Ana Ljubenovic dopo il rimbalzo di Piotkiewicz e attenzione perché Ana Ljubenovic deve gestirsi da questo punto di vista, troppo importante il suo apporto in casa San Salvatore. È solamente con quel primo fallo della giocatrice slovena, mentre Bolzano torna in zona offensiva. Ci stiamo avvicinando alla metà del secondo quarto, 5 minuti e 25 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Qui bella finta, arresto e tiro da parte di Zambarda. Il suo tiro viene però sputato dal ferro e San Salvatore che riparte. Il punteggio è inchiodato sul 17-10 ormai da un'eternità. Prova a smuoverlo Ana Ljubenovic che però cade a terra. Lacorte ha il tiro da 3 punti aperto, però è sfortunata anche lei. Zambarda osserva il taglio della compagna, si trattava di De Saler, decide di mettersi in propria, fa bene perché guadagna un potenziale gioco da 3 punti dopo una bella finta. Qui ottima giocata da parte di Elena Zambarda, guardia classe 1987. Intanto coach Bazzan ha provveduto a un altro cambio, è uscita Piotkiewicz, assente nella ultima sconfitta del Bolzano contro Fassi Albino. È entrata sul parquet la numero 17 Corinna Zelger, suo primo ingresso in questa partita. A segno Bolzano con il libero aggiuntivo e San Salvatore che torna in zona d'attacco con Michela Lacorte che deve destreggiarsi contro la pressione al limite da parte di Nicole Mora. Qui Giulia Ridolfi porta a spalle a canestro la sua diretta avversaria, prova un semigancio che però è corto. Polveri davvero bagnate per il San Salvatore, un solo canestro realizzato nel corso di questo secondo quarto. Qui linea di fondo presa dalla numero 12, si trattava di Nicole Mora, pallone intercettato. Ora Manfred, De Pasquale in punta, c'è Lacorte battezzata col tiro da 3, va a segno e smuove finalmente le acque per il San Salvatore, ristabilendo anche il vantaggio di 7 lunghezze. 20-13 ora il punteggio, 4 minuti e 3 secondi prima dell'intervallo lungo. Qui Giordano, la palla fuori per Zambarda, 10 secondi per il tiro del Bolzano. Ancora Giordano si propone per il pick and roll, la numero 17 Zelger però manda per aria il tiro da 3 punti secondo gli arbitri. Corretto in questo momento il tabellone, 20-16 il punteggio. Qui qualche problema per il San Salvatore sulla pressione a tutto campo da parte del Bolzano e sta pagando dividendi in questo momento della partita la difesa aggressiva da parte della compagine altoatesina. Qui subito 2 avversarie su Michela Lacorte che si avvicina per ricevere il pallone sulla rimessa. Michela Lacorte porta il pallone in zona d'attacco e chiama poi lo schema
riceve ora in punta Ana Ljubenovic, i blocchi a smarcare Giorgia Manfrè, su di lei la difesa irregolare da parte di Zelger e dunque secondo fallo di squadra da parte del Bolzano, rimessa dal fondo per il San Salvatore e dunque potrà rimettere in gioco con Michela Laccorte. Prova a smarcarsi sotto canestro e riceve Ana Ljubenovic, il piazzato dall'angolo è morbidissimo e vale il punto del 22-16 per il San Salvatore. Qui il passaggio consegnato per Giordano, osserva il piazzamento delle compagne, qui l'ottimo gioco a due con Pobitzer che si appoggia al tabellone e manda a segno un altro canestro. Buon attacco qui per Bolzano, mentre prova a rispondere Anna Lusu, chiusa in angolo da due avversarie, e la Freccia che sorride al Bolzano. Altra palla recuperata dalla compagine altoatesina. Difficoltà, lo sottolineiamo ancora, per il San Salvatore contro la pressione sulle portatrici di palla del San Salvatore. Qui ricezione ancora profonda per Ljubenovic. Difficoltà per Bolzano nell'arginare la sua fisicità, qui è andata a commettere il fallo la numero 16 Alexa Pobitzer. 22-18 il punteggio, più 4 San Salvatore che attacca con la rimessa in gioco di Michela Laccorte, prova a sbracciarsi sotto canestro Ljubenovic, chiamato un altro fallo, il fallo commesso da Viviana Giordano in questo caso, quarto fallo di squadra per Bolzano, dunque dal prossimo il San Salvatore potrà andare a tirare dalla lunetta. Qui un altro tiro tentato dall'angolo da parte di Ana Ljubenovic, stavolta però non trova fortuna come era stato invece in precedenza. Qui la finta al palleggio da parte di Ribeiro da Silva che è tornata in campo, Ribeiro da Silva che poi prova il tiro da 3 punti sputato dal ferro, rimbalzo di Laccorte che si appoggia poi a Ada De Pasquale, prova a portare un po' di calma Michela Laccorte, si sbraccia e vuole ricevere Manfrè, ma fa tutto da sola Michela Laccorte. Qui non c'è il fallo secondo gli arbitri, è partito il contropiede di Ribeiro da Silva, il fallo su di lei speso da Ada De Pasquale per non concedere un canestro facile da sotto canestro, chiede maggiore intensità alle compagne. Ada De Pasquale, 2 minuti e 9 secondi al termine del secondo quarto, Ribeiro da Silva in lunetta per 2 liberi e Bolzano che avrà dunque la possibilità di accorciare ulteriormente fino al -2 con Maddalena Ribeiro da Silva che ha sbagliato la prima conclusione a cronometro fermo. Guardia classe 1990, 170 cm di altezza per lei, a segno invece con il secondo libero. 22-19 ora la situazione qui al Pala Vienna. Directasport.it e sardegnasport.com a raccontarvi il basket di Serie A2 femminile. Qui Giorgia Manfrè in punta, sportellate tra Ljubenovic e Zambarda, deve usare le maniere forti dunque Elena Zambarda per provare a contenere Ana Ljubenovic. Gli arbitri dicono che la sua azione è fallosa e Ana Ljubenovic è già pronta in lunetta per 2 liberi. Intanto segnaliamo l'uscita dal campo di Michela Laccorte e l'ingresso in maglia numero 11 di Laura Palmas. Sbagliato il primo libero di Ana Ljubenovic, chiede tagliafuori alle sue ragazze coach Bazzan, mentre il secondo libero di Ana Ljubenovic si spegne dentro la retina. Ristabilito il +4 per il San Salvatore che ora difende. La ricezione da parte di Ribeiro da Silva, ora Zambarda in punta fronteggiata da Ljubenovic, il tiro uscendo dai blocchi di Mora che finisce a terra, reclama un fallo, non lo ottiene e la rimessa in gioco che sarà appannaggio del San Salvatore Selargius. Qui le timide proteste da parte di Mora, proteste anche molto contenute a dire il vero da parte di coach Bazzan, mentre il San Salvatore è già ripartito e si è già riportato in zona d'attacco con Ljubenovic
addirittura a condurre l'azione in regia. Ora la palla in angolo e bel gioco a due con Manfrè, manca però il canestro a coronamento di un'azione molto ben costruita da parte del San Salvatore. Prova a punire Giordano, sì, si trattava di Viviana Giordano, giocatrice numero 7, anche lei sfortunata, pallone va dentro e fuori. Stiamo per entrare intanto nell'ultimo minuto di questo secondo quarto, non riceve in un primo momento Laura Palmas, che poi va a cercare Ana Ljubenovic, che si era fatta largo usando il fisico. Palla persa da parte del San Salvatore, errore di misura nel passaggio da parte di Laura Palmas, allunga la difesa anche coach Fabrizio Staico. 52 secondi ora all'intervallo lungo, mentre Mora gestisce il pallone, fronteggiata da Laura Palmas. Mora prova a prendere il centro dell'area, si infrange contro il muro difensivo eretto dal San Salvatore, però ad avviso dei due arbitri c'è un fallo commesso, il fallo commesso, se non abbiamo visto male, da Ada De Pasquale. Esce intanto Giorgia Manfrè, che lascia il parquet. Al suo posto c'è Giuditta Cavallini, alla classe 1985, che prende dunque posizione, mentre Mora sbaglia il suo primo libero. Quello commesso in precedenza era anche il quinto fallo di squadra da parte del San Salvatore. Mora fa 1 su 2, 23-20, rimane in scia Bolzano. E ancora la pressione su Anna Lussu, che rischia tantissimo, arriva l'anticipo di Giordano che poi segna canestro facile. E attenzione perché Bolzano è sul -1, e ancora difesa allungata, qui nuovamente chiusa Anna Lussu, cerca De Pasquale. Qui stanno per scadere i 5 secondi che il regolamento assegna a ciascuna delle squadre per varcare la soglia della metà campo. Palla persa sanguinosissima per il San Salvatore, davvero in difficoltà ora. La press a tutto campo del Bolzano, che continua a pagare ricchissimi dividendi. E ora Bolzano in attacco per il sorpasso. 14 secondi. Ora Giordano. 10 secondi. Giordano ha servito Zambarda. Il tiro da 3 punti a segno da parte di Elena Zambarda. E attenzione perché Bolzano è sul +2. 25-23. De Pasquale con la preghiera che scavalca completamente il tabellone. E allora, sorpresa, il Palaviena dopo 20 minuti avanti c'è Bolzano col punteggio di 25-23. Piccola pausa per noi, poi nuovamente qui dal Palaviena per raccontarvi il secondo tempo di San Salvatore Basket Bolzano. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Serve una reazione, serve una scossa al San Salvatore Selagius, che nelle ultime battute del secondo quarto è finito sotto nel punteggio contro il Basket Bolzano qui al Palaviena. 25-23 il punteggio in favore delle altoatesine, che ora dunque comandano nel punteggio. È iniziato il terzo quarto, San Salvatore in campo con Anna Lussu, Michela Laccorte, Giorgia Manfrè, Ana Ljubenovic e Ada De Pasquale. Dall'altra parte invece Zambarda, Piotkiewicz, Mora, Fall. È la numero 7, si tratta di Giordano. Qui errori ancora in serie per il San Salvatore. Riparte Bolzano, chiamato lo schema corna da parte di Giordano. Il passeggio consegnato ancora per la numero 7 biancorossa. Vedremo allora se il San Salvatore avrà registrato la difesa. Qui il pallone profondo a cercare Piotkiewicz, bella linea di fondo presa da Giordano, che poi
va in angolo da Zambarda, il tiro da 3 sbagliato e non di poco. Scade nel frattempo anche il cronometro dei 24, ma il San Salvatore è già ripartito con Anna Lussu, uscita fuori dai blocchi di Ada De Pasquale. Palla in punta ora per Giorgia Manfrè. Anna Lussu, il taglio backdoor, servita ora, si propone ancora per il pick and roll Giorgia Manfrè, riceve Manfrè, la finta, la partenza in palleggio, lo scarico in angolo per Michela Laccorte da 3, Michela Laccorte, e arriva puntuale il controsorpasso San Salvatore, 26-25, secondo canestro da 3 punti della partita di Michela Laccorte, che ha tra le sue caratteristiche il tiro dalla lunga distanza, lo ha dimostrato anche in questa circostanza. Bolzano in attacco, ancora con il pallone dietro la schiena per Giordano, fa buona guardia però la difesa del San Salvatore, che ora trova ritmo anche in attacco. Anna Lussu, il taglio di Ljubenovic, difficile da controllare. Buona idea, non altrettanto l'esecuzione, palla persa a San Salvatore, che però sembra essere tornato in campo con ben altro spirito rispetto a quello con cui aveva chiuso il secondo quarto. Quel passaggio consegnato per Mora, Mora ancora a lavorare dal palleggio, esce dei blocchi fall, cercata ora Zambarda, la partenza di Zambarda entra sempre piuttosto tardi nei giochi Bolzano, ora 5 secondi per il tiro. Piotrkiewicz comodo e piazzato dalla media distanza, mano morbida per lei, non solo giocatrice di post ma anche giocatrice che può mettere questo genere di tiro. Piotrkiewicz, giocatrice polacca, classe 1984. Qui arriva il fallo speso su Michela Laccorte, il fallo di Giordano, secondo fallo della partita di Viviana Giordano, e rimessa in attacco allora per il San Salvatore Selargius con Ada De Pasquale che è pronta sul pallone, riceve Anna Lussu e mette ordine subito nell'attacco del San Salvatore. Mano sinistra, ora nuovamente mano destra, riceve Ada De Pasquale mentre si sbraccia Ljubenovic, che prova a ricevere, lo fa ora, controlla un pallone difficile, poi sbaglia, ma c'era, e come in questo caso un fallo, colpita alla testa Anna Ljubenovic che rimane a terra, difende in 4 il San Salvatore. Palla fuori per Giordano, la finta e poi il tentativo di penetrazione ad aggirare quasi la difesa del San Salvatore. Altro canestro di buona fattura per Giordano, e allora Bolzano nuovamente avanti 29-26. Anna Lussu dal palleggio va dentro a tutta velocità e segna di rabbia, canestro di puro agonismo per il capitano del San Salvatore Selargius giallonere. Nuovamente a -1 mentre attacca Mora, pallone per Giordano, si sbraccia Zambarda che però non riceve. Ora arriva per il pick and roll Piotrkiewicz, il gioco a 2 con Piotrkiewicz, stoppata però da Manfrè. Qui arriva il fischio arbitrale a punire l'attacco, il signor Lupelli, punire probabilmente l'infrazione di passi da parte di Piotrkiewicz, mentre è pronto un cambio per coach Bazzan. Torna sul parquet la numero 4, si tratta di Ribeiro da Silva, ed esce invece la numero 7 Giordano, protagonista fino a questo momento di una prova più che discreta. Ljubenovic in punta, prova a coinvolgere Manfrè che non si fa pregare, gira sul perno e poi manda a segno il canestro che permette al San Salvatore di rimettere la testa avanti sul 30-29, 6 minuti ancora da giocare nel corso del terzo quarto. Qui finisce a terra Ribeiro da Silva, recupera Michela Laccorte e va a segno con la mano sinistra dopo che Ljubenovic aveva intercettato un pallone sporco tuffandosi anche a terra. San Salvatore avanti sul +3, 32-29, time out in campo. Si torna a giocare al Pala Vienna, San Salvatore che sembra aver preso ritmo sui due lati del campo e che ora comanda sul 32-29, mentre riceve la numero 16, si tratta di Pobitzer. Palla nuovamente all'indirizzo di Mora che manda per aria il tiro da 3, sbagliato, il rimbalzo d'attacco però ancora appannaggio del Bolzano con il tiro piazzato di Pobitzer che va a segno.
Qui palla banalmente persa da San Salvatore, che finalmente riesce però a recuperare il rimbalzo con Anna Lusso a testa bassa a sfidare la difesa. Ci ripensa poi in un secondo momento. Qui un altro canestro facile, in precedenza concesso per una sbadataggine difensiva. Michela Laccorte prova a risolvere il fallo su di lei netto commesso da parte di Mora, e Michela Laccorte che è pronta per il viaggio in lunetta. Stiamo entrando nella seconda metà del terzo quarto, altro cambio per coach Bazzan, torna Viviana Giordano, esce Nicole Mora, mentre Michela Laccorte è pronta dalla lunetta. Morbido il primo libero. Michela Laccorte è arrivata nel corso dell'estate dall'Astro Cagliari, fa 2 su 2 e permette al San Salvatore di portarsi sul +3, 34-31, 5 minuti e 8 secondi al termine del terzo quarto. Direttasport.it e sardegnasport.com al Pala Vienna di Selagius per la quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile, girone A 2015-2016. Qui Fall prova a prendere il centro dell'area, bella la finta, bello l'appoggio anche a canestro, rimane sempre in scia Bolzano, mentre attacca Michela Laccorte. Il giro sul perno di Michela Laccorte, qui l'anticipo da parte di Fall, e Bolzano che sta giocando un'ottima partita fino a questo momento, non accenna a diminuire la pressione difensiva delle altoatesine, che anche qui sono andate a intercettare un pallone. Qui il pick and roll giocato da Maffrè e Lussu, Maffrè che rimane in punta per la ricezione, qui provava a smarcarsi Ana Ljubenovic, allacciata da Zambarda, in difficoltà, lo abbiamo sottolineato anche nel corso del primo tempo, contro la fisicità della slovena, e Ana Ljubenovic che dunque si guadagna un altro fallo, terzo intanto fallo da parte di Zambarda. Michela Laccorte ha servito ad Ade Pasquale, prova a smarcarsi Manfrè, la palla che circola sul perimetro e ora arriva in direzione di Ljubenovic che prende una signora linea di fondo, si fa largo con il fisico e poi segna il canestro del +3. San Salvatore 36-33 in favore di chi difende. Giordano, il pallone per Fall che ribalta il lato per Zambarda, tiro da 3 di Zambarda sbagliato, ma c'è il rimbalzo di Pobitzer che sbaglia l'appoggio da sotto, si lotta a terra con Manfrè e Giordano, e la freccia che ancora una volta premia Bolzano, potrà dunque rimanere in zona d'attacco. San Salvatore in difficoltà a rimbalzo nonostante la struttura fisica delle sue lunghe. Particolare tecnico da registrare questo per coach Fabrizio Staico. Asciugato anche il parquet, dunque si può riprendere. Non è così invece, perché arriva ora lo spazzolone, dunque c'è tempo per ricordare anche gli eventi di questo fine settimana su direttasport.it e sardegnasport.com. dal Pala Vienna, dunque campionato di Serie A2 femminile. Sempre nella giornata di sabato il campionato di Serie D maschile invece, con la Scuola Basket Cagliari impegnata in via Talete contro il San Sperate. E poi tanto basket femminile anche nella giornata di domenica, con Virtus Cagliari e Cus Cagliari in diretta rispettivamente dal Pala Restivo e dal Pala Cus. San Salvatore in attacco, 3 minuti e 45 al termine del terzo quarto. Il taglio di Manfrè che si appoggia al tabellone, non è fortunata però Giorgia Manfrè, protagonista di una prova certamente generosa. La palla per Pobitzer, ora Fall, palla dietro la schiena, servire nuovamente Giordano. Giordano attacca, è costretta a chiudere il palleggio, trova dall'altra parte il tiro da 3 punti a segno da parte di Zambarda, canestro pesantissimo questo perché permette al Bolzano di tornare in parità, 36-36, altra palla persa sulla pressione e Bolzano che sorpassa, 38-36, difficoltà ancora in regia per le giallonere. Coach Fabrizio Staico che
si consulta in panchina con Pat Marcello. Qui spazio per il tiro di Ada De Pasquale da 2 punti, è sbagliato. Ljubenovic di forza a segno con il potenziale gioco da 3 punti e serviva senz'altro una giocata di questo tipo per scuotere il San Salvatore ancora in difficoltà, come era già stato nel corso del secondo quarto, contro la pressione sulle portatrici di palla da parte del Bolzano. Qui Ljubenovic a risolvere una situazione intricata, libero aggiuntivo per lei, mentre è tornata sul parquet Piotkiewicz a contrastare probabilmente la straripanza fisica di Ana Ljubenovic che ha convertito nel frattempo il tiro libero che ha permesso al San Salvatore di riportarsi avanti sul 39-38. Qui la palla che torna in punta, ancora Zambarda che ci ha preso gusto, stavolta però non trova la via del canestro. Rimbalzo di Anna Lussu, Giordano contro di lei, un po' fermo l'attacco del San Salvatore con Anna Lussu che deve provare a inventarsi qualcosa. 10 secondi, ora 9 per l'attacco del San Salvatore. Anna Lussu trova lo scarico lungo la linea di fondo, la palla fuori, il tiro da 3 di Michela Lacorte è cortissimo, rimbalzo lungo controllato da Zambarda e allora Bolzano che rimane aggrappato a questa partita. Zambarda all'indirizzo di Giordano, ancora Zambarda che riceve, ha spazio per il tiro concesso ancora da parte del San Salvatore, pericolosamente a mio avviso. San Salvatore che però ne è venuto fuori senza danni. Qui bella la finta di Manfred che non trova però lo spazio per il tiro. Ljubenovic da 3 è sbagliato. Proteste veementi del pubblico del Palavienna all'indirizzo della coppia arbitrale. Qui Anna Lussu va a caccia del pallone, il fallo di Anna Lussu, anzi il fallo di Giordano su Anna Lussu, fallo di Giordano, è premiata qui la caccia al pallone di Anna Lussu, giocatrice esperta in questo tipo di giocata, è andata a cercare il pallone, lo ha trovato e poi il fallo antisportivo speso da Giordano che manda in lunetta. Dunque Anna Lussu, 1 minuto e 24 secondi al termine del terzo quarto e Anna Lussu che ha segnato il primo libero. 2 su 2 per lei, punti importanti per il San Salvatore che torna avanti allora sul +3, 41-38. Ada De Pasquale pronta a rimettere in gioco. Anna Lussu subito attaccata da Giordano, cede il pallone in direzione di De Pasquale. De Pasquale accoppiata con Fall, chiama in punta Giorgia Manfred, si osserva lo smarcamento di Ljubenovic, su di lei la difesa ancora molto fisica di Pobitzer al limite del regolamento. Ljubenovic però riesce a divincolarsi, qui c'era e come il fallo sulla slovena, premiata però la difesa del Bolzano. Giordano dal palleggio prova a prendere il centro dell'area, va a cercare il pallone Anna Lussu, trova invece il fallo dunque di Anna Lussu su Viviana Giordano, e Viviana Giordano che va in lunetta mentre Nicole Mora riceve indicazioni dal suo staff tecnico composto da Walter Bazzan e dal suo vice Fabio Viale. Passeggia nervosamente attorno alla sua panchina invece coach Fabrizio Staico, errore intanto col primo libero da parte di Viviana Giordano che fa 0 su 2. Ljubenovic in difficoltà a rimbalzo, recupera però Manfred e riparte allora il San Salvatore che ha bisogno di capitalizzare questo possesso offensivo. 43 secondi al termine del terzo quarto. Anna Lussu ancora dal palleggio, Ljubenovic in punta, qui ricezione di Manfred che va a segno, canestro importantissimo per il San Salvatore. Gioco a 2 tra Ljubenovic e Manfred, stavolta trova fortuna con il pallone appoggiato al vetro. 20 secondi, discrepanza di circa 7 secondi tra il cronometro della partita e il cronometro dei 24. Qui a sportellate Piotkiewicz perde però il pallone, è partito il contropiede del San Salvatore a segno con Ada De Pasquale. 45-38, 3 secondi per il tiro del Bolzano, qui speso
ingenuamente il fallo su Fall quando mancava ormai pochissimo allo scadere del cronometro. Fall che non potrà andare in lunetta perché questo è il secondo fallo di squadra da parte del San Salvatore. Un secondo però per il tiro del Bolzano che prova con Mora ad andare a segno, non ci riesce. Allora il terzo quarto finisce con il San Salvatore Selargius avanti sul basket Bolzano col punteggio di 45-38. Squadre nuovamente in campo al Palasport di Via Vienna. San Salvatore Selargius avanti sul 45-38 contro il basket Bolzano. Qui lavora dal palleggio Ridolfi, manda per aria un tiro che non trova però la via del canestro. Riparte Bolzano con Sofì Fall, pallone portato in zona offensiva e ceduto a Piotkiewicz. Il tiro qui dall'angolo tentato da Zambarda, rimbalzo conquistato da Ljubenovic e Anna Lussu che porta il pallone in zona offensiva chiamando lo schema a testa. Anna Lussu qui fa secco il suo diretto avversario, perde per un attimo il controllo del pallone, poi finisce a terra. Chiamata la sua infrazione di passi da parte del signor Lupelli di Aprilia. Dunque giallonere che non riescono a capitalizzare questo possesso offensivo. Squadra di coach Fabrizio Staico che ha bisogno di dare una spallata alla partita e di chiuderla per evitare di trascinarsi pericolosamente il Bolzano fino agli istanti finali. Bolzano che però ha giocato una signora partita e combatte punto a punto. 4 secondi qui per il tiro di Fall da 3, un miracolo di Sofì Fall, gran canestro da 3 punti, 45-41 mentre riceve Ljubenovic. Ora Manfredi in punta, De Pasquale, il pick and roll tra le due. Anna Lussu, attacco fermo del San Salvatore con 10 secondi sul cronometro dei 24, si propone ancora per il blocco Manfredi che riceve. De Pasquale con il tiro da 3 sbagliato, rimbalzo di Fall e Bolzano che torna in attacco con Giordano. Ricezione di Piotkiewicz accoppiata con Manfredi, prova la partenza dal post Piotkiewicz che si muove con grande vigore fisico, chiamato un fallo della numero 15 Giorgia Manfredi. Cambio in campo con Ribeiro da Silva che è pronta a tornare al posto di Giordano. Terzo fallo intanto da parte di Giorgia Manfredi che dovrà dunque gestirsi da questo punto di vista fino al termine della partita. Rimessa in zona d'attacco per Bolzano, ricezione di Mora. Mora lavora dal palleggio, qui commette un'evidente infrazione di passi, indecisa se proseguire nel palleggio o servire il taglio lungo la linea di fondo. Ne viene fuori una via di mezzo che viene prontamente sanzionata dal duo arbitrale con l'infrazione di passi. 8 minuti e 15 secondi ancora da giocare in questa partita. San Salvatore Selargius avanti sul punteggio di 45-41. Giulia Ridolfi ha servito Giorgia Manfredi, osserva il piazzamento delle compagne. Manfredi prova a servire Ljubenovic, ribaltato il lato, ora il tiro da 3 di Anna Lussu, canestro importantissimo di Anna Lussu che vale il 48-41 in favore del San Salvatore, più 7 per le Selargine. Piotkiewicz in punta, prova il taglio backdoor, Ribeiro da Silva, riceve invece Mora che lascia andare un tiro in allontanamento, airball per lei. Ora Ada De Pasquale a tutta velocità perde però il controllo del pallone, toccato da dietro, contropiede 3 contro 2 di Bolzano con Zambarda dall'angolo, canestro da 3 punti, 48-44. Bolzano aggrappato alla partita con le unghie e con i denti. Più 4 per il San Salvatore, 7 minuti e 22 secondi ancora da giocare nel corso dell'ultimo quarto e time out in campo chiamato da coach Walter Bazzan. Terminato il time out chiamato da coach Bazzan e dunque si può tornare a giocare qui a Selargius. San Salvatore che deve fare i conti con la tripla incassata in precedenza da parte di Zambarda. Ora Ljubenovic, 10 secondi per l'attacco del San Salvatore che deve ancora inventarsi qualcosa. 5 secondi, Lussu si fa prendere un po' troppo dalla fretta, manda per aria un tiro da 3 punti che termina molto corto.
E allora Bolzano nuovamente in attacco con il possesso gestito da Nicole Mora. Chiamato lo schema, il pallone all'indirizzo di Sophie Fall. Zambarda, la partenza in palleggio e poi il suggerimento all'indirizzo di Fall. La palla ora per Piotkiewicz, che qui non si capisce con Ribeiro da Silva. E a una palla persa del San Salvatore il Bolzano risponde con un'altra palla persa. Meglio, in precedenza c'era stato il tiro sbagliato da parte di Anna Lussu. Comunque sia un nulla di fatto per il San Salvatore, che ora deve provare nuovamente a dare un indirizzo preciso a questa partita. Il pick and roll giocato tra Lussu e Manfrè, la palla nuovamente per Manfrè che prova a pescare il taglio di De Pasquale, canestro difficile allontanandosi dal canestro, ma lo manda a segno con grande talento Ada De Pasquale. 50-44, ristabilito il +6 da parte del San Salvatore. 6 secondi al termine della partita, qui per poco non arrivava la palla recuperata. Il tiro ora di Mora, concesso ancora questo tiro che Mora manda puntualmente a segno. 50-46, Anna Lussu a gestire il possesso offensivo. Qui Giulia Ridolfi, serve Ljubenovic che ha lo spazio per il tiro però sbagliato, rimbalzo di Fall, e poi Ljubenovic che decide di spendere un fallo per fermare il contropiede di Fall. Dovrebbe essere, se non vado errato, il secondo fallo da parte di Ana Ljubenovic. 5 minuti e 42 secondi al termine della partita, terzo fallo invece da parte di Ana Ljubenovic, mentre è stata richiamata in panchina Nicole Mora. Sul parquet c'è nuovamente Giordano che ora gestisce il pallone ora per Zambarda, qui finisce a terra Giulia Ridolfi. Fallo in attacco di Piotkiewicz, fallo in attacco e dunque palla recuperata dal San Salvatore. Qui è esagerato nell'uso del suo fisico il pivot polacco di Bolzano. Stiamo entrando nell'ultimissima fase di questa partita. Anna Lussu a cercare Ada De Pasquale, riceve in questo momento De Pasquale, va a cercare il pallone Ribeiro da Silva. Qui il taglio tentato da Ljubenovic che prova ad andare al tiro nonostante il contatto. Non arriva il fallo, non arriva nemmeno il canestro, e attenzione a Sophie Fall che per un attimo ha pensato di mandare per aria il tiro da 3 punti. Circola il pallone sul perimetro per Bolzano. Piotkiewicz controllata da Manfrè, ancora Giordano, il tiro da 3 di Piotkiewicz a segno. Attenzione perché Bolzano torna sul -1, 50-49. Partita che presumibilmente si deciderà dunque in volata, con Anna Lussu a cercare Ana Ljubenovic, la palla sotto per Giorgia Manfrè, lavora sul piede perno, qui è regolare secondo gli arbitri la stoppata di Piotkiewicz. San Salvatore che però potrà rimanere in zona d'attacco perché l'ultimo tocco è stato proprio della giocatrice polacca. 7 secondi per trovare un tiro con Ada De Pasquale che è già pronta. Servire Giorgia Manfrè, la palla dentro per Ridolfi, prova a crearsi un tiro Ridolfi, tiro che parte che però è corto. Bolzano in attacco per il sorpasso, Giordano contro Ridolfi, Piotkiewicz ribalta all'indirizzo di Fall accoppiata con Lussu, la palla dentro, il tiro della numero 11, si trattava di Zambarda. Anna Lussu in zona offensiva. 4 minuti al termine di questa partita, Ada De Pasquale a gestire un possesso fondamentale. Giorgia Manfrè a servire ora Giulia Ridolfi. 7 secondi per l'attacco del San Salvatore, deve prendere questo tiro De Pasquale, è un airball, ma attenzione ad Ana Ljubenovic, il taglio di De Pasquale, il contatto non viene però sanzionato da parte degli arbitri. Contropiede del Bolzano, 2 contro 2, qui bel giro sul perno di Zambarda che segna con il fallo. Elena Zambarda, giocata importantissima nell'economia di questa partita. Potenziale gioco da 3 punti per Bolzano, avanti sul +1, 51-50, e time out chiamato da coach Fabrizio Staico.
Si torna a giocare al Palavienna, +1 Bolzano e Zambarda in lunetta per trasformare il libero aggiuntivo. I fischi del Palavienna e il canestro però da parte di Zambarda, +2 Bolzano, 52-50, e ancora la difesa allungata da parte delle altoatesine. Ljubenovic porge in direzione di Michela Laccorte, che nel frattempo è tornata in campo assieme ad Anna Lussu, Ana Ljubenovic, Giorgia Manfrè e Ada De Pasquale. La palla per Manfrè, il tiro dalla media distanza, a segno Giorgia Manfrè, glaciale, il pallone che scottava letteralmente nelle sue mani. 3 minuti e 10 in difesa il San Salvatore, prova a serrare i ranghi, qui il tiro sbagliato da parte di Giordano, rimbalzo lungo conquistato da parte di Michela Laccorte. Ora Anna Lussu in regia, chiama vicino a sé Michela Laccorte, arriva Ljubenovic ma prova a fare tutto da sola Anna Lussu, a sospetta infrazione di passi, poi De Pasquale da 3 punti, 55-52, reazione San Salvatore che è tornato in campo con un altro spirito dopo il time out chiamato da coach Fabrizio Staico, +3 per le giallonere, mentre conduce il possesso d'attacco Zambarda. Il blocco di Piotrkiewicz, prova a fare tutto da sola Zambarda, sbaglia però il tiro e il rimbalzo di Ljubenovic. In attacco ancora Michela Laccorte che chiama lo schema offensivo. Ljubenovic si propone e riceve, il taglio di Manfrè, servita ora Manfrè, la finta fa saltare la sua diretta avversaria, poi è sfortunata con il tiro. Era stata però una bella giocata anche qui da parte di Manfrè, +3 San Salvatore. Partita accesissima ora. Ribeiro da Silva contro De Pasquale, la difesa ottima da parte di De Pasquale. Ribeiro da Silva che per poco non deraglia con la palla in mano, 6 secondi per concludere l'azione. Zambarda contro Manfrè, il tiro da 3 punti di Zambarda ancora sbagliato e il rimbalzo di Anna Lussu. Il Palavienna si accende, 1 minuto e mezzo alla fine, San Salvatore sul +3 in attacco, qui palla persa però. De Pasquale voleva il fallo probabilmente, fallo che non arriva, arriva invece la palla persa da parte del San Salvatore. Qui si lamentava la giocatrice giallonera della difesa troppo fisica da parte della sua diretta marcatrice. È Bolzano che allora può tornare in attacco. Pallone rimesso in gioco all'indirizzo di Giordano. Giordano che deve divincolarsi dalla marcatura di Anna Lussu. La palla intercettata da Manfrè e Anna Lussu in attacco. 1 minuto e 15. San Salvatore che vuole provare a chiudere questa partita. Ora Michela Laccorte, arresto e tiro a rischio anche lei, infrazione di passi, perde il pallone. Zambarda da 3, Zambarda a segno e parità ancora al Palavienna. Zambarda che tiene in piedi Bolzano, qui per poco non arriva un altro intercetto, c'è spazio per Michela Laccorte, la partenza di Ljubenovic, linea di fondo di Ljubenovic e arriva il fallo speso da Piotrkiewicz che non può tenere Ljubenovic lontano da canestro. Fallo speso dalla polacca a 48 secondi dal termine di questa partita, 55-55 con Ana Ljubenovic che è pronta in lunetta. Silenzio al Palavienna per favorire la concentrazione di Ana Ljubenovic, mentre vanno a discutere i due tecnici assieme al signor Cassiano. Un piccolo chiarimento già risolto. Ricordiamo allora la situazione qui al Palavienna, 55 pari, 48 secondi al termine di questa partita, con Ana Ljubenovic in lunetta per il potenziale nuovo vantaggio San Salvatore. Dentro il primo libero di Ana Ljubenovic, tira un sospiro di sollievo tutto il pubblico del Palasport di Via Vienna. 2 su 2 importantissimo, non trema la mano di Ana Ljubenovic e time out in campo.
48 secondi al termine di questo intensissimo San Salvatore Selagius Basket Bolzano, quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile 2015-2016, più 2 per le Selargine che ora difendono. Zambarda dal palleggio contro Manfred, Zambarda, qui Anna Lussu che per poco non va vicino alla palla recuperata, ha difeso comunque benissimo sulla linea di passaggio il capitano del San Salvatore, mentre coach Bazzan provvede a un altro cambio, richiamata in panchina Ribeiro da Silva, sul parquet c'è Giordano. 11 secondi per il tiro di Bolzano, 57-55 il punteggio. Si smarca Mora fuori dai blocchi, riceve invece Piotrkiewicz. Il pallone ancora fermo, il passaggio consegnato solo ora per Zambarda che prova a divincolarsi contro la pressione di Manfred. Il tiro da 3 di Zambarda sbagliato e il rimbalzo di Anna Lussu su di lei, il fallo speso da Giordano. 20 secondi dal termine, 2 liberi pesantissimi per Anna Lussu sul più 2 San Salvatore, anzi non c'è ancora il bonus, era il terzo fallo di squadra da parte del Bolzano. Dunque niente bonus, rimessa dal lato per il San Salvatore Selagius e time out in campo. Ultimi 20 secondi di partita, San Salvatore in attacco sul più 2, qui clamoroso malinteso tra De Pasquale e Lussu e poi fallo di Laccorte. Fallo di Laccorte a 18 secondi dal termine. Quarto fallo di squadra da parte del San Salvatore che non ha dunque ancora speso il bonus. Rimessa d'attacco per Bolzano con coach Fabrizio Staico che allunga la difesa per cercare di rosicchiare quanti più secondi possibili all'attacco delle altoatesine. Fall all'indirizzo di Giordano, 13 secondi al termine. Giordano, la partenza in palleggio contro Laccorte, la palla fuori per Mora da 3, Mora, il tiro è corto, il rimbalzo di Ljubenovic che poi cede a Laccorte, sta scadendo il cronometro, fallo di Laccorte a 1 secondo dal termine. E liberi cruciali, adesso sì, no, non neanche in questo caso. Nemmeno in questo caso ci saranno i 2 tiri liberi per il San Salvatore. Altro time out in campo chiamato stavolta da coach Fabrizio Staico. 1 secondo da giocare qui al Pala Vienna, ovviamente non ci sono i liberi per Michela Laccorte, era il quarto fallo di squadra speso da Bolzano. Qui riceve Ljubenovic, la palla sui piedi di Zambarda e allora finisce qui. Terza vittoria consecutiva del San Salvatore Selagius che al Pala Vienna batte Bolzano col punteggio di 57-55. Coach Bazzan, tecnico del Bolzano, quest'oggi è arrivata una sconfitta di misura, però penso ci sia ben poco da rimproverare alle sue ragazze. No, oggi assolutamente non ho niente da dire, peccato. Voi siete una bella squadra, noi abbiamo recuperato il centro titolare, ce ne manca ancora un altro, però con questo spirito, con questa voglia possiamo tirarci delle belle soddisfazioni. La zone press ha messo in difficoltà il San Salvatore Selagius, è stata quella la chiave un po' della partita che vi ha permesso di arrivare a un passo dalla vittoria? No, la chiave è stata qualcos'altro, a parte quello è stata che abbiamo preso più rimbalzi noi di Selagius e ce la siamo giocate. Bravissima, molto brava la 5, non so come si chiami, ha fatto 2 bombe decisive nei momenti cruciali, se no potevamo fare il colpaccio. Coach Fabrizio Staico, terza vittoria consecutiva, te l'immaginavi così sofferta la vigilia? No, assolutamente no, il bilancio si può dire che è assolutamente positivo. Poi il rammarico di aver disputato questa partita con questo ritmo e con questi errori, con questa mentalità un po' lascia l'amaro in bocca. Però è pur vero che sono sempre 2 punti e anche l'occasione per capire che noi ci dobbiamo giocare le partite con qualunque squadra, a prescindere che sia in alto o in basso.
È un'occasione anche per testare la tua squadra sotto pressione, in difficoltà. Oggi ha avuto nei momenti chiave dei segnali positivi, a prescindere ovviamente dalle bombe di Haddad e Pasquale, ma anche dalla difesa, insomma ci sono stati dei segnali importanti. Sì, diciamo che c'è stata un'alternanza, dobbiamo stare senz'altro più compatti in difesa. Io penso che il problema stia là, del fatto che purtroppo per mentalità ci sono giocatrici che entrano e nascono dall'attacco e non dalla difesa, e purtroppo lì noi paghiamo il prezzo, l'abbiamo testimoniato anche oggi. Ci è voluto tanto tempo per il quale alcune giocatrici servissero le compagne piuttosto che se stesse. Domanda che forse non ti piacerà, però te la devo fare: si può fare un campionato di alta classifica quest'anno? Dipende, se queste situazioni si ripetono, francamente senz'altro il percorso è più difficile. Questa era una partita in cui l'inerzia non doveva essere un'alternanza, ma doveva essere un'unica direzione. Purtroppo questa alternanza, l'avete vista anche voi dal pubblico, c'è stata, quindi se quel tiro da 3 punti della giocatrice di Bolzano fosse entrato avremmo perso la partita di 1. Quindi queste situazioni, ora è capitata a questa giocatrice, non lo so se altre squadre quel tiro vanno a sbagliarlo, non lo so, quindi magari noi non dobbiamo arrivare nei secondi finali a creare queste situazioni, ma giocarci la partita forse un po' in anticipo. Poi per carità ci sta giocarsi le partite sul finale, però con Bolzano la volevo vincere prima, ma non perché Bolzano sia una squadra, me ne guarderei bene, Bolzano è una grande squadra, però in casa nostra non dobbiamo giocarci questo pallone con Bolzano all'ultimo secondo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei